Ciao bambini, state bene? Ciao anche alle vostre mamme e ai vostri papà e un caro saluto da tutte le maestre dell'asilo nido. Oggi abbiamo deciso di metterci in giardino per leggere un libretto insieme a voi. Speriamo di rivedervi presto e di fare ancora tante corse insieme qui in mezzo all'erbetta verde, sullo scivolo, tanti giri in altalena. Intanto per oggi abbiamo scelto di leggervi la storia di Anna che va in piscina. È una delle vostre preferite. Siete pronti? Dai che cominciamo. Eccola qua Anna, oggi va in piscina insieme alla sua mamma. Anna è brava, porta il suo zainetto da sola. Dentro ci sono tutte le cose che servono per andare in piscina. Il costume, la cuffia, l'accappatoio, le ciabattine. Anna e la sua mamma entrano nello spogliatoio numero 3 e lì si tolgono i vestiti e si mettono il costume da bagno. La mamma aiuta Anna ad infilare la cuffia e i braccioli che l'aiutano a stare a galla perché ancora non sa nuotare bene da sola. Il costume di Anna è rosso a righe rosa, invece quello della mamma è blu con una striscia azzurra. Anna sbircia dalla fessura di uno spogliatoio e si vedono solo dei piedi. Lì qualcuno si sta rivestendo dopo la lezione di nuoto. Sei pronta, Anna? Andiamo? Chiede la mamma. Prima di entrare in vasca bisogna farsi la doccia. Brrr, l'acqua è fredda e schizza dappertutto. Così Anna tiene gli occhietti ben chiusi. In piscina si sente molto rumore. Anna ha paura. Un po', tanto così, forse anche un pochino di più. Ma vicino a lei c'è la sua mamma che l'abbraccia e le dice: non aver paura Anna, ci sono io con te. Nella piscina dei bambini piccoli c'è un elefante rosa che con la sua proboscide schizza l'acqua dappertutto e fa il solletico. È proprio divertente. C'è anche uno scivolo. Che bello scivolare fino in acqua. Splash! Ma Anna, vieni, dice la mamma, ora andiamo nella piscina grande. Con un agile tuffo, splash! La mamma si butta in acqua. Sembra divertente e anche Anna ci vuole provare. Mamma, lo posso fare anch'io? Certo, dice la mamma, io sono pronta a prenderti. Anna sente un brivido nel pancino, fa un salto e splash! Si tuffa in acqua tra le braccia della mamma. Nella piscina grande ci sono tanti bambini grandi che si agitano un po' troppo, che schizzano acqua dappertutto. Così Anna, per non sentire fastidio, chiude forte forte gli occhi. Poi Anna e la sua mamma nuotano insieme, arrivano dall'altra parte della vasca. Anna è tranquilla e felice. Nuotare è bello e farlo con la mamma lo è ancora di più. È ora di tornare a casa. Anna vorrebbe rimanere ancora in piscina. Dai, dice la mamma, la prossima settimana verremo di nuovo, te lo prometto. Adesso andiamo, ci facciamo la doccia, ci asciughiamo, ci vestiamo e poi andiamo a mangiarci un bel gelato. Vieni Anna. Sì, grida Anna felice. Eccola qua bambini, vi è piaciuta? Bene, vi mandiamo un grosso bacio, a presto, fate i bravi con la mamma e col papà e ciao!